è un modo nuovo di porre un'attenzione anche a chi viene da fuori e che comunque li aiuti a inserirsi nel vero contesto sociale, nella vera realtà che adesso vivono. Queste le motivazioni che hanno spinto il consigliere regionale Giuseppe Panna a depositare una proposta di legge per l'istituzione dello Ius Veneti, una nuova forma di cittadinanza culturale radicata nelle tradizioni, nei costumi e nella storia del Veneto. Un progetto rivolto soprattutto ai giovani e ai cittadini stranieri che arrivano nel nostro territorio per vivere e lavorare. Sia giusto che venga inserito nei programmi scolastici, che venga inserito nei programmi delle associazioni, nei programmi anche delle amministrazioni comunali, una parte di quella che è la nostra storia, la nostra identità della Repubblica Veneta, la nostra bandiera, la nostra lingua, che è poi anche diciamo declinata nelle varie province, ma anche l'enogastronomia. È una maniera per aiutare a questi nuovi cittadini che si affacceranno a essere nostri concittadini, che sono già nostri concittadini, ma anche gli stessi giovani delle nuove generazioni Z, chiamiamole così, far capire, che la nostra cultura, la nostra identità arriva da lontano. Con questa legge, aggiunge Pan, vogliamo anche sostenere tutte quelle iniziative che mirano a diffondere la conoscenza della cultura veneta, dalle scuole alle università fino agli eventi pubblici in collaborazione con enti locali, associazioni culturali e scuole alberghiere. L'idea del consigliere regionale si allarga anche alla possibilità di certificare le conoscenze acquisite. Che può essere comunque con un diploma certificato che può aiutare, può essere inserito come nuovo cittadino all'interno del nostro contesto sociale. Bisogna seguire dei corsi che possono essere sviluppati dalle nostre scuole, dalle nostre associazioni, dai nostri comuni e che possono comunque aiutare a chi è appena anche arrivato comunque a capire cosa dice mai una persona in Veneto, cos'è la storia, qual è il territorio che ti sta ospitando. L'auspicio di Pan è che anche altre regioni prendano spunto dal Veneto per dar vita ad iniziative simili. Può essere un aiuto a integrare comunque e o a trovare una forma, di integrazione vera, che poi può sfociare sicuramente in una cittadinanza, che però la dà lo Stato, la dà chi de gli organi che devono darla, che però aiuta a far capire, che effettivamente la vera integrazione, passa attraverso la conoscenza e la conoscenza della storia.